Volevo riprendere il punto rispetto al casello interessati quando mi diretto indirizzato, perché sono di non la riusciamo a notare. La cosa che un po' mi ha sconcertato della vostra organizzazione, che pensavo comunque tutelasse un po' anche la nostra qualità di vita, fosse perlomeno essere coinvolti in questo progetto, perché noi siamo venuti a conoscenza delle intenzioni di questo casello solamente attraverso la lettera del centro padano che chiede l'autorizzazione per fare dei rinvii. Altrimenti dalla vostra amministrazione non abbiamo nessuna notizia. Voi sapete benissimo che abbiamo in ballo progetti di ristrutturazione dell'altra struttura della rete lontananza fatiscenti, e quindi ci siamo informati e scopriamo che a Castelvetro invece hanno fatto riunioni su riunioni aperte ai cittadini. I cittadini sono stati informati e coinvolti in un progetto così importante sul nostro territorio. E faccio ancora più fatica perché potrebbe essere chiuso, ci conosce, avete fascicoli sulle nostre attività, è venuto lei a vedere concretamente quello che noi facciamo. Abbiamo frutteti biologici, abbiamo un'area verde gestita senza pesticidi, senza prodotti chimici, siamo una realtà di 50 abitanti, 14 bambini, e quindi un progetto così in silenzio, anche se preliminare, un casello a 70 metri, una realtà anche che strutturale è tutelata. Se andate anche a vedere le altre informazioni, hanno definito endemico questo progetto, ci hanno consigliato di mettere subito un vincolo, perché in questo modo viene danneggiata la rocca, che insieme al castello, che forse il patrimonio artistico più importante del territorio, è una rocca del 1200, e la cascina Fontanazzi, che è del 1600, e sono state tutte, con grosse spese, grossi investimenti, ristrutturate nel rispetto di tutti i criteri europei dettati da voi, perché abbiamo sempre fatto in concomitanza, quindi è stato fatto tutto con i criteri. E credo che almeno il diritto a essere interessati in un progetto del genere fosse priorità, visto che sento che anche la signora porta la lamentele delle persone che siete assenti, non siete vicini ai cittadini. E per noi è vero, perché questa è la prova nella poca collaborazione di tutti i progetti. Parlate di fare un altro mercatino del biologico quando uno è già andato nelle verze, e già noi ci avevamo proposti gratuitamente, vi aiutiamo, il nostro mestiere, siamo capaci, e sono 4 anni che noi facciamo una fiera importante che prende patrocini su patrocini dal Ministero dell'Ambiente, dalla Regione. Ci siamo offerti, collaboriamo, facciamo diventare questa cosa un gioiello, una perla del nostro territorio, perché noi teniamo il nostro territorio, e non c'è stato verso neanche lì. Allora, scusi, io l'ho lasciata parlare, ma ho detto anche. E quindi la cosa che poi mi sconcerte è perché poi il cittadino ci deve andare a informare, quindi alla sera noi ci siamo dovuti andare a informare, sentire cosa facevano a Castelvetro, cos'è questo progetto. E vado a vedere anche i verbali degli altri comuni dove se ne è discusso di questi progetti, perché fa parte di un piano territoriale provinciale, di cui questa del casello è una variante aggiunta, perché c'era quel progetto delle parcelle. E scopro che gli altri ne parlano di previsione del traffico, parlano di studi preventivi al via per la valutazione di impatto ambientale, perché lì parliamo già di un progetto approvato allora. E scopriamo che loro parlano di cosa significa avere un casello lì, di che entità è, di che inquinamento può avere per l'acqua, che impatto può avere sui cittadini. E invece leggo, vengo ai comuni, chiedo i vostri verbali, niente, non c'è uno studio, non c'è una previsione di traffico. Sappiamo che il casello è finanziato dal centro padano e quello si farà, ma tutto il resto della Cispadana sono anni che se ne parla e la provincia i soldi non ce li ha. Questo vuol dire che si farà un casello, se verrà approvato, e quello che avremo è un aumento della viabilità sulla stessa strada che abbiamo oggi, perché mentre il casello è a carico delle autostrade, si farà come è stato fatto con il Caerso per lo stesso motivo della Cispadana. Si è ottenuto che attorno al casello di Caorso è diventato un polo logistico impressionante, in cui nessuno di Caorso ha trovato spazio lavorativo, quindi non è un bene per il posto. In secondo luogo, la provincia i soldi per queste strade non ce li ha.
non ce n'è per il ponte del fondo, non ce n'è neanche per la Cispadana. Quindi avremo il casello e chissà quando avremo i famosi progetti delle rotatorie con la strada che porta direttamente a Milano. Quindi San Pietro non ne gioverà immediatamente, la strada davanti a Polignano non ne gioverà immediatamente. Noi abbiamo 14 bambini, 5 anni fa abbiamo fatto la raccolta firma di piste ciclabili. Non so, faccio fatica a capire, faccio fatica a pensare di dover rinnovare un po'. Allora, innanzitutto... No, la domanda l'ho fatta chiusa, perché mi rispondesse lui. No, siccome il comune di San Pietro di Cerro è informato per quanto riguarda il discorso del PDCP che è stato adottato e non ancora approvato. A Castelvetro la stessa situazione, i cittadini sono stati interessati. Io come provincia, perché no, scusi, io non voglio la sua risposta da provincia. Voi siete qua come lista civica di San Pietro in Cerro. No, e io mi sto lamentando. spiegare le cose perché ma sono già andato in provincia, ho già parlato. Non è vero quello che ha detto, perché il testo della Cispadana è nel piano triennale della regione, con stanziamenti ben definiti. Quindi sono valle. Non sono valle. Sono valle, non sono perché valle. nel triennale non sono valle. della regione Emilia Romagna. Non sono valle, perché tant'è che abbiamo finanziato. Noi ci stiamo muovendo privatamente perché Tant'è che non c'è aiuto da parte nostra. con il tesoretto sapere che cos'è, perché il punto è. Con il tesoretto abbiamo finanziato la progettazione proprio per far inserire dalla regione nel piano triennale quest'opera 3 milioni di euro abbondanti. Però il problema appunto è di una visione globale. San Pietro è interessato insieme a Polignano recentemente, ma San Pietro ancora di più, da un traffico pesante elevatissimo. E questo deve trovare. Quanti camion passano? Quanti camion passano? Molti. Ma non c'è uno studio, non c'è niente. C'è la gente di San Pietro che lo sa benissimo. Allora trovare la soluzione. Siamo d'accordo, noi non siamo per il casello, no, però non esiste che la cittadinanza non è resa partecipe. Anche perché il programma del centro padane prevedeva un potenziamento della strada per Polignano con relativa variante e la variante di Caorso, con un grande consumo oltre e ovviamente l'incremento di traffico. Allora, la realizzazione della Cispadana, oltre a risolvere un problema enorme di Villanova, che è chiusa da una ferrovia, con alcuni problemi che si sono stati creati anche di sicurezza, prevede un sottopasso della ferrovia e diciamo il congiungimento senza passare attraverso San Pietro con la 462 e quindi missione in autostrada. Realizzato questo si può interdire le strade locali al traffico non locale, quindi eliminare tutto il traffico pesante sul Caorso a Polignano, ovviamente, che comincia a essere anche questo abbastanza elevato, e ovviamente quello di Villanova, quindi i camion dei materiali vittoidi, del ferro, delle materie plastiche e così via. Rimane ancora una cosa che non è stata progettata, perché io le cose le dico fino alla fine, e che ho chiesto espressamente a Centro Padane, che riguarda 2 svincoli che permettono a chi viene dalla Barabasca, quindi attraverso l'accordo A1 a 21, di andare verso Piacenza e da Piacenza andare verso la Barabasca. A questo punto ci sarebbe un'interconnessione totale, che servirebbe anche l'autostrada in caso di incidenti o di chiusura comunque delle autostrade, ma permetterebbe appunto la chiusura delle strade
provinciali e comunali e il traffico non locale. E questo sarebbe un grosso vantaggio per i nostri territori. Questo è un pochettino la filosofia che ho ispirato, a parte che la Cispadana appunto è un progetto di tipo regionale, già realizzato da Reggio al Mare, realizzato in parte sul Parmense e che deve trovare un completamento.